Oggi la Chiesa celebra Santa Lidia. Il nome Lidia viene dal greco e significa donna abitante della Lidia. I poeti latini spesso celavano sotto questo nome quello vero della loro amata. Il 3 agosto si celebra la giornata nazionale del peperone. Un ortaggio fresco, estivo e dalle tante proprietà nutritive, al punto da meritarsi un'intera giornata dedicata. Nonostante per alcuni sia un alimento difficile da digerire, in verità ciò che risulta pesante è il complesso fibroso che riveste la polpa, ovvero quella che comunemente chiamiamo pelle. Tra gli ortaggi estivi più colorati, i peperoni vantano poche calorie e tanto gusto, ricchi di vitamine e sali minerali, tra cui spiccano il potassio e la vitamina C. I peperoni sono anche un'ottima fonte di beta-carotene ed altri carotenoidi. L'obiettivo, come sappiamo tutti, era quello di trovare la via più breve per arrivare nelle Indie. E sappiamo anche che a salpare da Palos il 3 agosto del 1492 furono 3 caravelle, la Nina, la Pinta e la Santa Maria, l'ammiraglia capitanata da Cristoforo Colombo. Qualcuno ha idea di come andò a finire? Ma lo sapete perché si sbadiglia? Può accadere per stanchezza, noia, fame o in alcuni casi più rari anche per paura. Pensate per un momento a cosa accade quando sbadigliamo. Un'ispirazione lunga e profonda a bocca spalancata che ha come risultato una maggiore ossigenazione del cervello che ci permetterà di essere più svegli. La contagiosità dello sbadiglio può essere dovuta al fatto che in modo involontario vorremmo mantenere lo stesso livello di vigilanza delle persone a noi vicine, aumentando anche noi i livelli d'ossigeno. Buona prima domenica d'agosto ai 12. Oggi la luna salterà in Sagittario, il segno perfetto per i viaggi e le vacanze, le escursioni e tutto quello che è avventuroso. Vediamo come reagiranno i segni zodiacali. Ariete, benissimo per voi, proprio perché la luna oggi, a scanso delle antipatie di altri pianeti, vi vuole assolutamente più leggeri e più disimpegnati, quindi forza, una bella idea e qualche piccola fuga. Magari non saranno proprio le vacanze, ma un weekend fuori porta, beh sì, quello si può fare. Toro, la vostra giornata oggi prevede la fine dell'opposizione della Luna, quindi l'umore torna a posto. La vostra Venere, peraltro, riesce a convivere abbastanza bene con le quadrature di Marte e Saturno. Oggi il Toro non ne vuole proprio sapere di avere beghe sentimentali. Gemelli, la giornata di oggi prevede la luna opposta ad Urano, quindi oggi un po' di nervosismo per voi, un po' uno stato di tensione, avete qualcosa da fare, sicuramente un po' smaniosi, un po' facilmente eccitabili oggi, ma del resto la vostra natura si confà a questo ritmo. Cancro, una giornata per voi oggi piena di aspetti e di grande complessità. La luna oggi da spettacolo e forma tutta una serie di rapporti planetari per voi vantaggiosi, proprio perché oggi sarà importante sentire il punto di vista del partner e dei familiari sulla vostra situazione che tanto per adesso vi agita. Leone, la vostra giornata oggi prevede l'inizio di un bellissimo trigono della Luna, un balsamo vero e proprio, perché sopportare le opposizioni di Plutone non è così semplice, soprattutto su due pianeti, il Sole, il vostro astro, e Mercurio, la vostra capacità comunicativa. Oggi troverete conforto tra l'affetto di qualche amico.
Vergine, la giornata di oggi è una giornata molto complessa proprio perché gli aspetti che formano i pianeti vi obbligano necessariamente ad una battuta d'arresto, a una sospensione, a una fuga. Non sarà proprio una domenica spensierata, ma sicuramente una domenica in cui vi alleggerirete molto non portandovi appresso tutto il bailam di pensieri un po' complicati che riguardano il lavoro e le scelte professionali. Bilancia la vostra giornata. Oggi è caratterizzata da una luna di seconda casa e già progettate di tagliare o aggiustare un po' una serie di spese o di ottimizzare dei finanziamenti o dei soldi o delle risorse che avete da parte, quindi decidete bene la strategia proprio anche se domenica non vi volete fermare. Scorpione, la luna oggi nei vostri gradi si oppone a Urano, per cui oggi c'è un po' di tensione, di nervosismo. Cercate di soprassedere a questo stato di cose, anche perché la luna nei vostri gradi prima di uscire vi farà un bel regalo proprio con Saturno, Nettuno e Marte, un bel risveglio insomma. Sagittario, per voi la luna oggi è la vostra ospite proprio perché entrerà nei vostri gradi nel pomeriggio, allietandovi, ammorbidendovi un po'. Il reticolato di aspetti oggi si fa molto più avventuroso e affascinante, potete optare sul fare mille più cose, un po' come la vostra natura esige. Capricorno, per voi la luna ha fatto di tutto nel darvi suggerimenti e intuizioni, adesso dovrete riflettere un po', è una domenica in cui sarete un po' pensierosi, un po' più emotivi, un po' persi nei vostri ragionamenti sui sentimenti. Acquario, la luna torna amica nel pomeriggio e porta anche gli amici con sé, quindi oggi datevi un po' alla socialità, vi servirà staccare un po' e fare magari qualche ora di mare, avete bisogno di rilassarvi e di staccare un po' dal pressante ritmo lavorativo. Pesci, la luna oggi in mattinata è ancora vostra amica, e mentre invece dal pomeriggio inizierà una quadratura. È comunque un bel momento con una bella Venere in trigono, quindi non fatevi guastare la giornata dai malumori di terzi. Le prime note ascoltate dal pubblico sono quelle di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, presunto rivale di Mozart. Il 3 agosto del 1778 viene inaugurato a Milano il Teatro della Scala, alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este. Un tempio che oggi è un punto di riferimento mondiale per i suoi cartelloni di balletto, musica classica e opera lirica. Oggi vi sveliamo un famoso modo di dire: A bird in the hand is worth two in the bush. Tradotto in italiano come un uccello in mano vale due nel cespuglio. Questo detto ci insegna che è meglio tenere stretto ciò che già abbiamo anziché rischiare per qualcosa di incerto. Un modo di dire simile lo abbiamo anche in italiano: meglio un uovo oggi che la gallina domani. Oggi vi presentiamo Alessandro Cagliostro, un uomo che ha attraversato le corti e le prigioni europee. Si spacciava per un vero e proprio mago, capace di guarigioni miracolose, di trasformare il piombo in oro e addirittura, a detta sua, era figlio di un angelo. Ha anche dichiarato di poter soddisfare qualsiasi desiderio sessuale grazie a un sortilegio. Ma tutto ha una fine e per Cagliostro è stata la prigionia nella fortezza di San Leo che lo ha portato alla follia. O forse l'ha solo confermata. Ci salutiamo con la frase del giorno. È impossibile correggere gli abusi se non sappiamo di averli davanti. Con la consapevolezza di voler camminare sempre a testa alta, vi auguriamo una buona giornata, piena di coraggio e voglia di scoprire cose nuove. Ci vediamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata.